Luna Magazine in collaborazione con Supermercati Coop di Sardegna. Va ora in onda Radio Luna Magazine. Radio Luna Magazine. Radio Luna Magazine. Ma guarda un po', ci siamo anche oggi. Benvenuti su Radio Luna con Fabio Bellia e dall'altra parte c'è già chi ride, non so perché. Buonasera a tutti da parte di Fabrizio Carza. No, stavo ridendo perché Fabio prima, non sapete, ovviamente i microfoni spenti, ma sì, c'era una canzone che aveva dell'incipit in spagnolo e Fabio si è messo a parlare lo spagnolo prima. Sì, come no, ho detto un sacco di parolacce. Sì, è uno spagnolo sulcitano. Hola signor. Ecco qua, chi abbiamo insieme a noi, chi c'è? Francesca Pani. Eccola qua, Francesca, siamo insieme per questa nuova puntata e lo so che non ci vediamo, ma è meglio non vederci. Abbiamo questo separé oggi, è così. Ma oggi è una puntatona, abbiamo un sacco di ospiti in studio, proprio allora, in studio. Intanto presentiamo, sì certo, abbiamo un progetto, una formazione davvero straordinaria, si chiamano Cantiria, questo è il progetto, vero? E insieme a noi c'è Antonio Viglietti, giusto? Sì, ciao, buonasera. Antonio Viglietti è il capobanda, lasciamo un po' la banda Bassotti, sai, cose un po' strane. E poi c'è anche Matteo Leone, il vocione, lo sentiamo? Ciao. Ammazza che voce. Ma è un filtro, è un effetto speciale, oppure proprio. Gli ho messo un plugin. Baritono. Ciao. Posso passare ancora? Può passare ancora. Figurati, poi sentiremo anche la voce di Alex Boy, perché è qui con noi. E insomma, sono tre artisti, tre musicisti molto importanti che hanno fatto qualcosa di cui bisogna parlarne assolutamente. Di cui essere anche orgogliosi, visto che siamo di qui della zona. Assolutamente sì. L'orgoglio sardo. Altra cosa molto importante che avremo oggi nella nostra puntata sono le famose. No! Le nostre famose good news. Sembra che me le criticano, sono delle notizie positive di vari generi, ogni volta me le criticano. Facciamoci del male subito. Dai, facciamo. Sì, dai, Francesca. Ma devo sparare così una dall'inizio? Sì, così ci tortura. Ok. Dai, ne cerco una un po' più deficiente. Allora. È già una bella aggettivazione, brava. Sì, c'è stata un'invasione dei fenicotteri che in una spiaggia del Sud Sardegna, i fenicotteri hanno invaso l'area degli ombrelloni, posandosi proprio accanto ai bagnanti. La scena è stata spettacolare, i bagnanti si sono ritrovati a fare foto con questi eleganti visitatori, trasformando un normale pomeriggio in spiaggia in un'esperienza surreale. Ma senti da che interpretazione anche con la voce che ha dato Francesca oggi. Ha fatto la voce sensuale, ha cambiato proprio il tono. Sì, assolutamente. Riesco a trasformarla, vedi, i fenicotteri meritano un po' di sensualità. Assolutissimamente. Pensa se dovesse dirlo Matteo Leone, fenicotteri, no? No, Matteo è più per i falchi, dai. Il falco, no. Ma buon, iniziamo, diamo spazio al primo pezzo che apre ufficialmente la nostra puntata di oggi. Lui è un grande artista, si chiama Sean Escoffery e noi lo stiamo suonando spesso ultimamente all'interno di questo appuntamento Luna Magazine. State con noi, ovviamente, se potete alzate forte. If I gave my heart. Senti questi violini così, Francesca, tu che sei una cantante, vedi che così tutte le voci molto sensuali. La musica. Francesca, fai anche tu la vociona, vai. No, Franci, così mi hai spaccato i timpani. Sorry, devo welcome. allontanarmi. No, scusate. Allora, benvenuti su Radio Luna Magazine. Oggi insieme a noi abbiamo tre artisti importanti e un progetto che si chiama Cantiria, adesso l'ho detto bene, e chiediamo subito ad Antonio Viglietti, che è il chitarrista della band, e come nasce il progetto Cantiria e il significato del nome. Vogliamo sapere, siamo curiosi. Grazie per averci ospitato qui a Radio Luna. Cantiria è un progetto che ho fondato nel 2019. Ho avuto piacere di suonare con dei musicisti che avevano la passione per la musica sarda, e quindi ho collaborato con un progetto e da lì l'idea di averne uno tutto mio, quindi ho chiamato i singoli artisti, avevo piacere di suonare con Alex che ho sentito dal vivo, e quindi gli ho proposto di collaborare con noi. La cosa particolare di questa band è che abbiamo due musicisti che arrivano dal Sulcis, io e Alex, e gli altri invece che sono nel Sassarese, quindi è una band dislocata. Io invece ti volevo chiedere come siete sopravvissuti al Covid musicalmente. Ok, al Covid è stato difficile perché è proprio l'anno di fondazione della band, stavamo partendo, è stato un problema un pochino per tutti, la musica si è un po' seduta. Noi abbiamo sfruttato la tecnologia, abbiamo sfruttato i social e quindi abbiamo iniziato a lavorare a casa, quindi
poi a creare i nostri brani, le nostre cover, ma anche i nostri progetti direttamente, ognuno a casa propria, assemblandoli e quindi sottoponendoli un pochino all'attenzione del pubblico, che ha risposto in maniera meravigliosa. Ascolta Antonio, quindi è un progetto multiprovinciale, perché poi alla fine parliamo di Sardegna, è già qualcosa, no? Generalmente si parla di internazionale, multiregionale, in questo caso è multiprovinciale, ma ovviamente i vari componenti del gruppo hanno delle varie influenze musicali, comunque hanno la loro storia. Come siete riusciti poi a amalgamare tutto questo? Questo è piuttosto semplice, perché comunque parliamo di persone che vivono di musica, che masticano musica. Abbiamo 2 chitarristi nel gruppo, siamo una band da 6 e l'altro chitarrista per esempio è un diplomato in jazz e tromba e però suona la chitarra, è un allievo di Cesario, cioè stiamo parlando di gente di un certo livello, gente di un certo curricula, certo, che poi in realtà la domanda è anche un po' così, non dico superficiale, ma la musica poi unisce, no? Perché insomma alla fine questi vari generi musicali, poi se quando c'è un progetto come questo Cantiria, insomma siete tutti votati a questo e niente, ma lascio la parola al nostro grandissimo Fabio Bellia. Grandissimo realtà senz'altro. Volevo chiederti insomma come nasce la collaborazione con Matteo Leone, che è qui con noi in studio, e perché la scelta del teatro, insomma ricordiamo poi tra l'altro anche le date. Ok, il teatro nasce come un'esigenza di intimità musicale, di intimità col pubblico, una nuova esperienza. Qui noi finora abbiamo suonato nelle piazze per i comitati, abbiamo deciso di avere un pubblico invernale, un pubblico tutto nostro che sia anche disposto a pagare qualcosina per venire a sostenerci. E questa è una sfida che vogliamo vincere a tutti i costi. Matteo ci è sembrato la persona giusta, perché noi suoniamo e cantiamo in limba, presentiamo le canzoni dei Tazenda, di Piero Maras, dei Bertas, ma anche brani nostri, e Matteo canta in tabarchino, quindi comunque ha un genere che ben si amalgama con noi. Io poi arrivo da Carloforte, quindi che poi tra l'altro avremo modo anche di sentire qualcosa dopo, sarebbe bello, sì. Abbiamo 2 brani da farvi ascoltare, quindi se siete curiosi rimanete con noi di Radio Luna. E niente, Antonio, rimani con noi, grazie per questo tuo intervento. Diamo spazio alla musica adesso. Quanto è forte questo pezzo di Paloma Faith su Radio Luna, ben trovati, Luna Magazine. Allora, dunque, dobbiamo terminare anche con il nostro ospite Antonio Viglietti, che era il suo intervento. Perché siamo rimasti in sospeso con la domanda, le date di questo progetto, dove potremo vedervi in teatro. Al Teatro Centrale a Carbonia il 5 gennaio alle ore 21, il 18 gennaio Elmas al Teatro Maria Carta sempre alle ore 21. Cantiria in concerto, un rock d'inverno. Un rock d'inverno. Wow. Ecco, così riscalda, insomma. Sì. È questo che... E poi rilanceremo le date anche da questi microfoni prima del vostro spettacolo, così faremo un ricordo, un memo per chi ascolta Radio Luna. Benissimo, detto questo, siccome si parla di riscaldare l'inverno, no? Adesso siamo a dicembre e che si fa? Dicembre manca pochissimo per il Natale. Certo. Mangiano le castagne. E anche Francesca, non sono. In alcune parti li chiamo i marroni, i marroni, scusami, no, i marroni con la doppia L, ma era un problema di pronuncia. Li ho già rotti, vuoi dire quello? No, Francia, aspettiamo la good news per dirlo, tranquilla. Questa non è la good news, però abbiamo le curiosità di Natale. Assolutamente. No? Babbo Natale verde? Prima che la Coca-Cola adottasse Babbo Natale vestito di rosso nei suoi annunci pubblicitari del 1931, la figura di San Nicola veniva rappresentata in abiti verdi, blu o marroni, più simili a quelli di un vescovo. E poi c'è anche il primo albero di Natale. L'usanza di decorare un albero per il Natale risale alla Germania del XVI secolo, ma alcuni sostengono che l'idea abbia radici pagane legate ai riti di fertilità degli alberi sempreverdi. Oppure anche un'altra che riguarda Loca al tacchino. Prima cioè, a me è sempre queste, vabbè. Prima che il tacchino diventasse il piatto tipico del Natale, soprattutto in America, era l'oca, l'animale preferito sulle tavole natalizie in Europa. Questa non la sapevo. Non sapevo neanche io l'altra. Day, insomma, quello lo fanno ripieno. Certo, assolutamente. E che facciamo adesso? Diamo spazio un po' alla musica e poi sentiremo. E poi sentiamo anche gli altri ospiti. Certo, c'è Matteo Leone che, come
come abbiamo già sentito, no? La sua bellissima sì, voce, bellissima ma lui è voce. poi anche molto bravo. Poi sentiremo anche qualcosa del progetto e anche di Matteo, perché no? Certo. E quindi proprio a Matteo Leone voglio regalargli questo brano. Non è lui che parla sotto, no, no, ma è un suo collega, e lui è Mario Biondi. ok. Lo ascoltiamo, Smooth Operator su Radio Luna. Eh sì, questa è Radio Luna, Ieso Pazzo, lei insomma è Serena Brancale. Lei ha vinto un po'. Lei, insomma, Ma stai male, Franci? No, vabbè, non lasciate perdere, non preoccupate. Francesca è la nostra Natale. cantante. La nostra Arriva il cantante. Natale? E sai, siccome c'è il baritono, c'era prima anche Biondi, e quindi adesso mi è rimasto impresso. Certo, siamo nella seconda parte di trasmissione di Luna Magazine con Fabio Bellia Fabrizio Carta. E Francesca Pani. e insieme per questa puntata. Adesso stiamo intervistando degli artisti. Prima abbiamo parlato con Antonio Viglietti, ma il progetto è Cantiria, e adesso è arrivato il momento finalmente di parlare con Matteo Leone. Matteo, eccoti qua. Eccomi qua. Ecco, Ciao a beh, tutti. senti tu voce. Sì, perché abbiamo solamente tutti. sentito alcuni incipit, ma volevamo sentire bene tutta la voce, insomma. Allora Matteo, perché Sì. la scelta di cantare nel dialetto tabarchino, e come potresti definire la tua musica? Allora, la scelta viene da un'altra scelta, che era quella comunque di suonare blues americano. Ho avuto la fortuna con un duo che si chiamava Do Leone di andare a suonare, a rappresentare il blues italiano negli Stati Uniti nel 2018. Al ritorno, diciamo dopo un viaggio abbastanza pesante, ho deciso appunto di cambiare totalmente genere e cercare qualcosa che era più vicino alle mie origini e non quelle americane. Dunque nelle mie origini c'era la calasetta, c'era il tabarchino, c'era la Tunisia. Dunque alla fine ho cercato di mixare tutto quanto e così è nato, insomma, il progetto. Beh, insomma, molto interessante. Dall'America sei ritornato poi qui a Sì, casa, insomma. sì. Ascolta, tra l'altro tu sei uno dei vincitori del premio Andrea Parodi, quindi Sì. insomma un premio molto importante. È vero che i premi poi per certi aspetti lasciano un po' il tempo che trovano, però è anche il giusto riconoscimento ad un lavoro, ad un progetto, ad uno studio che hai fatto. Che esperienza è stata in termini anche umani? Molto 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 bella, perché comunque c'era il premio Parodi, è il contest di world music più importante d'Europa. Dunque c'era musicisti da ogni parte del dove, dunque già essere lì, insomma, già essere in finale vuol essere selezionato tra 300 musicisti dove la giuria non conosce il nome, dunque non c'è capito. nessun tipo, ascolta solo la D'influenza. musica, se gli piace passi, se no no. Dunque già arrivare in finale era un traguardo. Poi insomma, quando ho decretato la vincita, diciamo finale più altri premi, è stato Non ci credevi? No, io no, devo essere sincero. Beh, è bello, così Mi inaspettato. mi ancora hanno meglio. chiamato sul palco per un premio, poi ho detto rimani qua, ho detto e alla fine ho cominciato tutti i premi, miglior musica, miglior testo, miglior cosa, finale. Quindi più Wow. alla fine. Ah, ecco. probabilmente tutto. sì, Hai fatto un plan. proprio un plan. full. Beh, Sì, è bellissimo. andata bene. E invece ti volevo chiedere di Dimmi. quale tematiche parlano solitamente i tuoi brani, e anche il pezzo che manderemo oggi alla radio, se ce lo puoi presentare. Sì, allora principalmente da buon genovese, insomma, parla di mare principalmente, e uso la metafora del mare come comunque ponte tra i popoli, ma anche la ricerca di se stessi, perché comunque il brano con cui poi ho vinto il primo Parodi, che è Mesumo, parla appunto della ricerca di se stessi, perdersi in mezzo al mare, ma può essere perdersi e lasciare in mezzo al mare, oppure puntare alla riva, dunque verso un obiettivo, dunque non si sa ancora. Invece il brano che ascolteremo tra poco si chiama Zabetta, che significa Elisabetta, ed è un'antica storia calasetana, dove c'era questa signora che praticamente amava spogliarsi sopra questo piccolo scoglio di Calasetta, e tutti gli uomini andavano a vedere questa signora spogliarsi invece di andare in chiesa. Beh, direi che Ah, ecco. Esatto. E mi sono immaginato che questa signora fosse una sirena venuta a ammagliare Wow. i giovani calasetani. Allora l'ascoltiamo qui sì. su Radio Luna, eccola qua. Sul pescaggio che la sirena a Zapata a nome povea giurte dall'acqua tutta nua se capite a cua
oggi già tanto comprevo di messa intramestrale, a Burianga che l'urbe a sere forte, ma dopo l'arriva una foresta, a me un po' a me sembra una sirena, e su vischetto che una sirena, a Sabata, a lume povea, giù della legua, tutta nua, se che aspetta a cua. Caffè due confida cento, qui se profumo del mare. Ascolta in segreto, de giorno gambe da mio, ma di notte ti appiove dai mo. In mezzo ai pesci canto. E su che scherzo, che una sirena, a Sabata, a lume povea, giù della legua, tutta nua, se che vede. She looks quite pretty, shapes we keep on, I know. She loves lyrics I spitting for the radio, tell me so. Dance or I must love her, what you wait for? It's still or legs, what you are flex. A blessing, anytime you watch her, it's like fire blazing, make her body rolling. It's such a blessing, I know this is real. I hear them voice, sounds like son of the wind. Un maestro la portò, un levante la mandò via alle sparrie. Chance l'uomo che l'aspetta, ed era già mio, ma un tempo non può aspettare. Il tempo porta solo luce del mondo. E su che scherzo, una sirena. Ma sì, questa è Elisabetta, no? Asabetta, così. Sabetta. Sabetta? Sabetta. Ci ha messo allegria. Sì, ma autostima, va al mare, si spoglia, capito? Tutti là a vedere. Lo spoglio. Là là. Sì. Esatto. Queste sono good news. Queste sì, Francesca. Cosa vorresti dire? Niente, che faccio i complimenti a Matteo perché è la prima volta che lo ascolto e questa canzone mi è piaciuta moltissimo, anche delle sonorità molto particolari, poi queste trombe, questo ensemble, c'è musica proprio Grazie bella. mille. Proprio Assolutamente bella. sì. Matteo Leone, grazie, stai qui con noi ancora. Posso dire solo una cosa? Certo. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è che non ho sentito il mio amatissimo autotune. Guarda, mancava, ma guarda un po'. Ma guarda, però il prossimo ospite so che lo usa tantissimo. Sì, io lo Anche uso lui, anche sotto tantissimo, la lo doccia. amo e non posso farne a meno. Non può farne a meno. Alex Faccio sempre Boy. tanta pubblicità per questo strumento. Alex Boy è qui con noi, fa parte del progetto Cantiria e quindi niente, tanto benvenuto Alex. Grazie per avermi ospitato, Fabio. Come Faccio i sta? complimenti al collega Matteo, ecco, perché lo abbiamo invitato nei teatri, insomma, come ospite. Avete capito? Che ospite, che star proprio. Allora dimmi un po', ma perché la scelta di cantare in limba? Allora, la scelta di cantare in limba è nato dal progetto Limba, in realtà, che era dedicato ai Tazzenda Andrea Parodi. Quindi da lì ho iniziato ad appassionarmi alla lingua e da lì ho iniziato appunto a voler continuare per questa strada e adesso con i Cantiria facciamo altri artisti come Piero Marras, Bertas, Tazzenda, Andrea Parodi, anche l'adottato sardo Fabrizio De André nelle mie tonalità ovviamente e anche lo diciamo dopo, dai. Non svelo Tuo tutto alter ego quanto. come sta? Dai, Dai, faccelo un secondo. Questa è la mia mascotte nascosta. Questo dimostra che ci conosciamo, quindi hai capito. Non oso immaginare quella di Matteo con la voce che ha, che cosa può uscire. Prova, Matteo, Vabbè, prova. lascia stare, guarda. Guarda, mi sono allenato da bambino. Non ce la faccio più. Posso fare quello rallento. Ma sembra più un demonio. Sì, pensavo a qualcosa di simile. Fantastico. Ascolta Alex, voi state lavorando a brani anche inediti, se non ho capito male. Sì. Come nascono e soprattutto il brano che poi dopo ascolteremo in radio, di cosa parla?
Allora, i brani nascono dal sottoscritto, cioè inizio io con il testo in italiano, poi lo trasformo in sardo sulcitano e poi lo correggo col vocabolario del sardo sulcitano di Mario Puldo, professore Mario Puldo. Perfetto. Facciamo pubblicità. Ci sta tutto. Ma se volevo sapere anche a quale pubblico è rivolto il vostro spettacolo e poi anche come rispondono i turisti. Allora, lo spettacolo è rivolto un po' a tutti, anche perché Itazenda, Andrea Parodi alla fine è ascoltato un po' da tutti quanti, però solitamente io direi dai 40 anni in su sono quelli più attenti all'ascolto di questi autori. Ottimo. Senti, adesso sentiremo la tua canzone. Che all'inizio c'è la voce di tuo figlio. Esatto, perché come mai questa idea così? Allora, questo è il primo brano, io ne ho fatto anche altri in altri contesti, però con i cantini è il primo brano che ho fatto. È nato, allora, mio figlio, le prime cose che dicono solitamente: perché sono ancora piccolo, perché quando sono diventato grande papà. Allora da lì ho avuto lo spunto e ho iniziato a scrivere per lui, e infatti il titolo è The Nai in Nai, da un ramo all'altro. Ogni ramo rappresenta la sua esperienza di vita che poi piano piano farà man mano crescendo. Dichiaro subito che non sono d'accordo, perché questo è lavoro minorile. È inutile che ti metti lì a fare adesso per non pagare. Ma ci sta anche ascoltando, perché poi non lo paghi. Come si chiama? Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ciao. Adesso ti ascoltiamo. Ascoltiamo subito, dai, rimanete con noi di Radio Luna. Papà, sono tanto grande. Estás preocupado, filho mio, innanzi a tu teni mera strada te vai a vedere innanzi a tu. Tieni tempo che passerà veloce, vai a vedere innanzi a tu. Tieni tempo che passerà veloce. Io svolate tu arrivare, su tempo, su tempo su. Estás preocupado, filho mio, tu has a fare ninguna scelta, cammino se camminerà. Provaci a sbagliare, del babbo fiducioso e tu speranzoso. Provaci a sbagliare, del babbo fiducioso e tu speranzoso. Su tempo, su tempo su. Io zero, volte nai. Tu has arrivare, vai. Su tempo, su tempo su. Con tutte cose scommente, una grande ricchezza. Su di te con tutte cose scommente,
è una grande ricchezza. Sul tempo, tutto sul tempo su. Sì, questo bel suono di chitarra, poi insomma c'è da dire una cosa molto importante. Stiamo ascoltando adesso la voce di Alex Boy con il quale io collaboro, no? Perché abbiamo il tributo a Etazenda, tu canti Etazenda. Esatto. A volte facciamo qualche concerto. È una bella voce, no? Anche io ci collaboro, cioè l'unico sono io che non ci faccio niente. Allora vabbè, me ne vado. Devi rimediare. Ti consiglio di imparare uno strumento, l'arpa. È piccolina, è trasportabile. Il clavicembalo piaceva a me da piccolino, pensa. Complicato. Va bene. Quindi questo è il progetto, insomma, Cantiria. Prima fuori onda stavamo parlando che magari andremo a vederli. Sì, perché il 5 di gennaio saranno al Teatro di Carbonia e io personalmente sono molto curioso di vedere che cosa è la commistione in senso bello, questa contaminazione musicale di voci tra appunto Antonio Viglietti, Matteo Leone e Alex Boy, con gli altri musicisti penso che ci saranno, e che per capire questa vengono da strade differenti, però si uniscono in questo bellissimo progetto. Esatto, per scoprire cosa succederà, perché noi sarà molto interessante. Poi siamo durante il periodo delle feste natalizie, il 5 è sabato, quindi un prefestivo, si può tranquillamente fare una bella serata ascoltando musica in teatro. Che dire? Noi vi aspettiamo. Certo, assolutamente. Vi aspettiamo. E niente, quindi abbiamo terminato con questo progetto, con i nostri ospiti. Ovviamente noi andiamo un po' avanti con la radio, la nostra trasmissione, perché non possono mancare, Fabrizio, le good news. Il periodo di Natale, cominciamo a essere tutti più buoni. Scusa Fabio, Prego. posso salutare? Certo. Saluto mamma, papà, Melania, Lorenzo, Fabrizio dalla Germania, Maria, insomma tutti quelli che... salutiamo anche noi, mamma, Lorenzo, Fabrizio, Melania. Ciao. Avevo promesso che li salutavo. Ciao a tutti. Ciao anche da parte nostra. Esatto, ovviamente. Bene, c'è stata una notizia incredibile perché sì. Adesso sentiamo qual è. c'è stato un rally di scoiattoli a Nuoro. Sì, perché un evento comico e insolito ha visto alcuni scoiattoli invadere il percorso di una gara ciclistica a Nuoro, costringendo i partecipanti a rallentare e causando qualche risata tra il pubblico. È bellissima. Hai visto? Merita? Come si chiama questo rally di... Non l'ho cercato, mi come dispiace. rally di scoiattoli? Sì, è un rally di scoiattoli Io a so Nuoro. che fanno il rally di maialetti lì a quelle parti, si mangiano tante cose buone. Ti do io una notizia particolare. Vai, che mi ricorda quando sono stato appunto in America, ne parlavamo prima con Matteo. Sì. Un'invenzione giapponese, il KFC natalizio. In Giappone il Natale non è una festa tradizionale, ma un marketing geniale degli anni 70. E infatti hanno trasformato il KFC, cioè Kentucky French Chicken, sarebbe il pollo fritto. Il tradizionale è un tradizionale piatto natalizio. Le famiglie prenotano settimane prima per mangiare questo pollo fritto il 25 di dicembre. Quando sono andato io, vendevano questi contenitori con pochi dollari, ti davano praticamente quasi un chilo di pollo fritto. L'unica cosa dovevi stare attento, perché come entravi scivolavi, perché il pavimento era talmente pieno di olio, è una cosa impressionante. Sì, grasso animale. Bellissimo. Allora, in onore di Matteo Leone che è qui, prima abbiamo mandato Mario Biondi per la sua voce, no? Barry White. Esatto. E arriva Barry White su Radio Luna, la ascoltiamo. Matteo, fammi la cortesia, cantaci sopra, vai. Radio Luna. Radio Luna. Beh, potevamo smarcarcelo come Mario Biondi oggi. Noi abbiamo in studio Mario Biondi, Barry White, insomma, ma non sarebbe stato corretto nei confronti di Matteo. Allora ringraziamo tutti voi intanto per averci ascoltato, ma soprattutto ringraziamo i nostri amici che sono venuti qua in radio, a partire da Matteo Leone, e poi ancora Alex Boy e Antonio Viglietti che è stato con noi. Quindi che dire, grazie, noi verremo a vedervi assolutamente. Il 5 gennaio vi ricordiamo al Teatro di Carbonia, quindi dalle 21 una bellissima
serata con il progetto Cantiria. Grazie Ale. Grazie a voi per averci ospitato. Grazie Matteo. Grazie a Vi voi. Grazie a aspettiamo, tutti. vi Sì. aspettiamo. Risalutiamo i parenti della Germania, ma vengono per Natale? Non penso. Mi dispiace. Allora, un saluto e un bacio a voi. Allora. Esatto. Bene, detto questo, noi torniamo ovviamente lunedì dalle 19:20 circa, poi ci sono le varie repliche, quindi alle 23, poi alle 15 del pomeriggio, e anche nel weekend potete risentire questa puntata, le nostre puntate del lunedì. Ininterrottamente, tutta la domenica. Tutto il giorno. Praticamente si parte dalle 8 del mattino fino alle 20 di sera, siamo solo noi. No, Mi auguro di no. Chiudiamo tutto, no, così dire. Va bene, allora grazie da Fabio Bellia. Francesca Pani E Fabrizio Carta. A risentirci, ciao, grazie, ciao. Luna Magazine in collaborazione con Supermercati Coop di Sardegna. Avete ascoltato Radio Luna Magazine.